Da diverso trattamento per i comuni alla preoccupazione per affluenza e costi, Zaia accetta ma critica il parere del Consiglio di Stato sul voto delle regionali in autunno. De Carlo lapidario, l'interpretazione della legge è chiara e la tensione resta alta sul candidato. Monsignor Francesco Moraglia, da una piazza San Marco in festa, ha commentato con gioia la scelta del conclave sul nuovo Santo Padre. Multe per 150.000 euro, 19 datori di lavoro denunciati, 4 aziende sospese e 4 impiegati in nero. Il bilancio dei controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro in vari settori. È la numero 1 al mondo. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, visita il Padiglione Italia alla vigilia dell'inaugurazione della Biennale. Il 9 e il 10 maggio San Donà ospita il festival per riflettere su ambiente, economia e giustizia sociale in occasione dei 60 anni dalla grande alluvione. Basket, l'Umana Rayer femminile vince gara 3 e nega il match point scudetto a Schio. Al Taliercio una grandissima prova difensiva delle ragazze di coach Mazzon riapre la lotta per il tricolore. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Il voto in autunno dopo il parere del Consiglio di Stato diventa nuovo terreno di tensione tra Lega e Fratelli d'Italia. Intanto a Milano il governatore della Lombardia Fontana si dice sicuro che il Veneto andrà alla Lega. Ne prendo atto, le leggi si rispettano, dopodiché devo anche sottolineare che comunque questo governo ha prorogato con una legge tutti i comuni che sono stati eletti nel 2020, non all'ottobre come accade per noi, novembre 2025, ma andranno a votare con una proroga di più di 6 mesi nella primavera, quindi sarà aprile-maggio del 2026. 24 ore dopo, lo Zaia post Consiglio di Stato è decisamente meno asettico rispetto al grazie della stringata nota successiva al parere che stronca ogni velleità di prorogare la Giunta al 2026. Rispettiamo la legge, dice il governatore, ma è chiaro che il colpo incassato fa male se lo stesso Zaia sembra voler accusare il governo di 2 pesi e 2 misure tra il via libera alla proroga del rinnovo delle amministrazioni comunali e il no alla regione. Di più. Io sono assolutamente preoccupato del fatto che mandando l'elezione alla regione da sola in autunno, che non è un periodo dove noi comunemente andiamo a votare, c'è un grande rischio di affluenza alle urne e quindi se ci fosse un calo di affluenza alle urne sarebbe questa la motivazione. E dall'altro dei costi, perché se avessimo messo assieme le elezioni comunali della primavera 2026 con le elezioni regionali che ci toccherà fare in autunno, avremmo sicuramente risparmiato un sacco di milioni di euro. E paradossalmente, ma ormai fino a un certo punto, la punzecchiatura a stretto giro non arriva soltanto dall'avversario naturale, il centrosinistra, che ha parlato della fine del surreale tentativo di giocare con la democrazia, ma anche dall'alleato sempre più scomodo, i meloniani. Il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, ribadisce: l'interpretazione che arriva dal Consiglio è chiara. Ci sono contesti nei quali la proroga è ammessa e altri, come le regioni, nelle quali non è ammessa. Tradotto, è assurdo paragonare i comuni che gestiscono un potere limitato alle regioni che hanno ben altro peso su tutti i fronti e per le quali la legge vuole evitare concentrazioni di potere per troppo tempo. Frizioni che non si esauriscono perché, ora che almeno una finestra temporale c'è, il nodo candidato diventa sempre più stringente. A Milano il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, azzarda: il Veneto io credo che debba rimanere alla Lega, credo che la cosa sia stata chiarita e credo che rimarrà alla Lega. Come se un accordo, insomma, fosse già in piedi. De Carlo replica: non capisco a che titolo parli Fontana, che non è né un dirigente apicale veneto né ha a che fare con i dirigenti provinciali del territorio. E chiudo con una battuta: verrebbe da dire che, come al solito, i conti della Lega si fanno a Milano. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per settimane di fuoco. Stanno litigando a schiaffoni tutti i giorni. Il Consiglio regionale è un osservatorio incredibile, numeri legali che vengono fatti mancare, commissioni che non si riescono a fare, assessori che non presidiano le sedute, cioè che la maggioranza sia non soltanto alla fine della legislatura ma anche alla fine di una stagione politica mi sembra molto evidente. Ma Camani sa bene che la quadra deve essere trovata anche nel centro-sinistra, perché i tentativi andati a vuoto su Antonella Viola e Achille Variati raccontano anche qui di un campanello d'allarme. Stiamo definendo, concludendo il programma elettorale, abbiamo consultato i nostri iscritti, simpatizzanti elettori nella giornata delle primarie delle idee e dunque ci manca solo scegliere la candidata o il candidato e siamo prontissimi per la competizione elettorale. Multe, denunce e sospensioni. È pesante il bilancio dei controlli dei carabinieri in alcune aziende del territorio metropolitano di Venezia.
Multe per 150.000 euro, 19 datori di lavoro denunciati, 4 aziende sospese e 4 impiegati in nero. È il bilancio dei controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro nei settori edilizia, commercio, ristorazione, manifattura, servizi e trasporti, nel territorio metropolitano. Tra le principali violazioni accertate, l'assenza di dispositivi antincendio, presidi di primo soccorso e visite mediche obbligatorie per i lavoratori in un'azienda di trasporti a Venezia. A Mira, in un'azienda di articoli casalinghi, è stata riscontrata la mancanza dei dispositivi antincendio, mentre in un supermercato di Scorzè la mancata formazione sulla sicurezza per i dipendenti, oltre all'assenza di visite mediche previste per legge. In 2 cantieri edili gestiti da italiani sono state rilevate violazioni su viabilità di cantiere e ponteggi non conformi. A Bibbione, sempre in un cantiere edile, individuata un'impresa gestita da un cittadino romeno i cui dipendenti non avevano ricevuto né formazione né visita medica. Nei controlli dei militari a Cavarzere, un'azienda di confezionamento d'abbigliamento operava con macchinari privi di sistemi di protezione e sicurezza rimossi arbitrariamente. Le ispezioni in un cantiere edile gestito da un cittadino italiano a Cavarzere hanno rilevato la presenza di 2 lavoratori in nero e la mancanza delle visite mediche e formazione. Sono state riscontrate anche gravi carenze nelle misure di protezione contro il rischio elettrico. Inizialmente il cantiere è stato sospeso, riaperto solo dopo il ripristino delle condizioni di regolarità. Le reazioni a Venezia dopo l'elezione del nuovo Papa, il cardinale Francesco Moraglia da una piazza San Marco in festa ha commentato con gioia la scelta del conclave sul nuovo pontefice. Il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, anche in veste di presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, nonché di vescovo metropolita, accoglie con grande gioia l'annuncio del nuovo Papa Leone XIV. Lo fa dal luogo simbolo per eccellenza, Piazza San Marco, davanti all'ingresso del Palazzo Patriarcale. È una sorpresa dello Spirito Santo sopra gli uomini, al di là degli uomini, veramente lo Spirito Santo ha scelto un uomo che si è presentato direi in modo molto umano, in modo molto sereno, anche se certamente si vedeva nel suo volto la consapevolezza, dell'impegno che andava ad assumere. Lo conosce e che impressioni ne ha sempre avuto? Di un uomo molto pacato che lascia parlare gli altri, anche i suoi collaboratori. Il patriarca Francesco ricorda il legame con il nuovo Papa, la visita ad Rimena e sottolinea il significato del nome scelto dal nuovo successore di Pietro. È un Papa che nasce in una grande città americana, Chicago, che ha delle provenienze però da parte dei genitori spagnoli e francesi, che nello stesso tempo ha esercitato molto il suo ministero in una piccola diocesi del Perù, quindi una sintesi unica e nello stesso tempo un Papa che ha delle provenienze europee perché appunto, come lui ha ricordato, i suoi genitori vengono dalla Francia e dalla Spagna. Cambiamo argomento, allora dal Sestile di San Marco ci spostiamo a quello di Castello perché oggi è giornata di vigilia dell'inaugurazione della Biennale di Architettura. Oggi c'è stata anche la visita del Ministro Giuli, l'ha incontrato tra l'altro per noi Lorenzo Maier che abbiamo in diretta telefonica. Buonasera Lorenzo. Buonasera Filippo, a te e ai nostri telespettatori. Sì, seconda giornata oggi di preapertura della 19ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, con tante vernici, tanti padiglioni di 65 stati da visitare, da inaugurare. Poi la mostra rimarrà aperta al pubblico da domani mattina fino a novembre a Venezia, tra i giardini e l'Arsenale, Cordelia dell'Arsenale, ma anche luoghi della terraferma veneziana, il centro storico, università, scuole che diventano contenitori di arte e di architettura, perché appunto l'architettura è vista con varie forme e discipline, non solo la progettazione di spazi ma anche un modo di ripensare la città. Oggi il ministro Giuli ha, si può dire, aperto il padiglione Italia, è in corso
l'inaugurazione al Padiglione Vaticano a Castello, che è il Vaticano che ovviamente oggi più che mai ha questa novità, questa bella sorpresa del nuovo pontefice, quindi anche questo nei discorsi si è fatto molto sentire, insomma se ne parlava molto, ma abbiamo avuto l'opportunità di incontrare il ministro Alessandro Giuli e se sei d'accordo vi facciamo sentire cosa ci ha detto e poi ti restituisco la linea. Come vede Venezia questa Biennale di Architettura? La vedo nel momento del suo massimo splendore, piena di vitalità, in un momento in cui la Biennale di Architettura si preoccupa di temi molto urgenti come la rigenerazione del paesaggio urbano, non soltanto di Venezia, ma di tutto il tessuto circostante. Stiamo per vedere un padiglione importante, ho visto i lavori della nuova biglietteria fatti con i fondi del PNRR, una grande dimostrazione di competenza e di attenzione verso la transizione ecologica, quindi Venezia in questo momento è il cuore, il modello di quello che tutta l'Europa dovrebbe fare. E poi un Padiglione Italia? Il Padiglione Italia l'abbiamo premiato giustamente, è un padiglione che affronta un tema di stretta attualità, il rapporto tra l'uomo, l'acqua e la terra, e in un momento storico in cui è necessario mettere al centro della riflessione l'ecosistema e il nostro modo di leggere l'architettura del paesaggio. Ultimissima le chiedo su che cosa lavorerete per Venezia come Ministero dei Beni Culturali, i prossimi step, i prossimi obiettivi. Intanto stiamo per preparare con il sindaco Brugnaro una bella mostra sul mondo etrusco e sul rapporto tra il mondo etrusco e il mondo veneto, quindi ci occupiamo di un antico che è sempre presente, senza dimenticare tutti gli impegni presi dal Ministero della Cultura con il Comune di Venezia per le infrastrutture materiali e immateriali del Comune. Grazie. Biennale sempre forte, la Biennale di Venezia. È la numero 1 al mondo. Grazie allora a Lorenzo Maier dal Padiglione Italia della Biennale d'Architettura con il Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Noi andiamo a San Donà di Piave per il Festival dello Sviluppo e della Sostenibilità in commemorazione dei 60 anni della grande alluvione. 2 giorni a San Donà di Piave il 9 e 10 maggio per riflettere su ambiente, economia e giustizia sociale in occasione dei 60 anni dalla grande alluvione che cadranno nel 2026. Ospiti esperti, amministratori, imprenditori e divulgatori con incontri aperti alla cittadinanza. È un evento a cui avevamo già pensato 2 anni fa, abbiamo lavorato tutto quest'ultimo anno per prepararlo e tentammo di lanciare un messaggio positivo sullo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale. Sono sempre stato convinto che non siano 2 temi antitetici. Come simbolo del festival è stata scelta la figura della divinità femminile degli antichi veneti legata al progresso. L'avvio del festival coinciderà anche con quello della mostra fotografica verso i 60 anni dalla grande alluvione. Ci sarà anche una mostra, una raccolta fotografica, un filmato di quelle terribili giornate del 66, facciamo tutto in collaborazione con il Consorzio di Bonifica, ci sarà anche qualche evento meno pesante, più leggero, insomma anche dedicato ai ragazzi, per avere proprio coscienza del territorio in cui siamo, dei rischi che corriamo e di tutto quello che dobbiamo fare per essere pronti ad affrontare eventuali situazioni di emergenza. Siamo allo sport, il basket, la Reyer femminile vince gara 3 e nega il match point scudetto a Schio. Al Taliercio una grandissima prova difensiva delle ragazze di coach Mazzon riapre la lotta per il tricolore. La Reyer Venezia non ci sta e con una prova di carattere e orgoglio si prende gara 3 della finale scudetto contro Schio. Al Taliercio finisce 67-57, una vittoria decisiva che annulla il primo match point delle Scledensi e tiene viva la finale scudetto, riaperta la serie 2-1. Energia e sacrificio, solidità difensiva delle Oro Granata che sono state capaci di contenere gli attacchi delle avversarie. Abbiamo giocato una bella partita, è stata intensa come tutte le altre 2 e ci siamo portati dietro secondo me dall'altra partita il fatto che a 3 minuti eravamo più 11 penso e poi non siamo stati in grado di rivincere la partita, però secondo me abbiamo imparato le nostre lezioni, siamo stati più ciniche questa volta. I playoff sono partite diverse dove in molte situazioni ci sono sempre
delle protagoniste che possono essere in un momento una, in un momento l'altra, e ognuna di loro può portare un grande apporto. Testa e cuore proiettati già al prossimo appuntamento. Le campionesse in carica sognano la rimonta per continuare a lottare per il tricolore. Venezia si rialza quindi dopo le 2 sconfitte iniziali e si prepara a gara 4 che promette scintille. In caso di vittoria al Palasport di Venezia si deciderà tutto in gara 5. Ed ora parliamo delle penne nere del Veneto alla 96esima adunata nazionale degli alpini a Biella, una grande festa che Antena 3 come sempre vi racconterà in diretta da stasera nel telegiornale di Treviso. Domani si entra nel vivo, i collegamenti con i nostri inviati per tutti gli eventi della giornata e alle 21 una prima serata dedicata agli alpini. Poi domenica la giornata clou, diretta dalle 7:30 del mattino e per tutto il giorno il racconto dello sfilamento delle penne nere fino al passaggio della stecca. Rimanete quindi con noi, il telegiornale di Venezia finisce qui, subito dopo di noi le previsioni del tempo e quindi il notiziario di Treviso. Grazie per averci seguito e arrivederci.